3.382 ragazzi arrivano da tutto il Veneto e da fuori regione per tentare il test di ammissione per il corso di laurea di medicina. L'Università di Padova al primo banco di prova di questo anno accademico all'insegna dell'emergenza sanitaria. Gli accessi scaglionati dei candidati sono un test anche per l'Ateneo, che da ottobre riprenderà circa l'80% dei corsi in presenza. È un anticipo di quello che sarà quest'anno accademico. Abbiamo lavorato e lavorato moltissimo perché gli studenti tornino, ma tornino in sicurezza, e questo richiede impegno, perché dobbiamo spaziare i banchi o utilizzare le aule in maniera ridotta, e dobbiamo avere dei flussi che garantiscano che negli spazi universitari, nell'accesso all'università, si mantengano quelle condizioni di sicurezza che sono indispensabili. Ingressi scaglionati ogni 20 minuti su 2 file da 2 entrate diverse del padiglione 8 della Fiera di Padova. Mascherina, gel per igienizzare le mani, la protezione civile che gestisce la fila e il distanziamento, volontari che accompagnano i candidati ai posti. Sono 100 per ogni settore. Buongiorno a tutti. Prego i candidati di restare seduti. Le postazioni sono state collocate a distanza di 1 metro l'una dall'altra, a servizio di nursery per le candidate donne che necessitavano di allattare o assistere i figli prima della prova. Sono stati molto organizzati, sono rimasta colpita. No, i tempi d'attesa sono parecchio lunghi, perché rispetto dall'orario d'arrivo che ci avevano dato per la chiamata, che il mio in particolare era 9:40, fino all'inizio del test, che sono le 12, c'è tanto da attendere. Avevo già in mente di farla, quindi non ha influenzato la mia decisione oggi di essere qua, il Covid. C'è anche chi ha maturato la scelta di medicina durante il lockdown. Medicina è una scelta che ho preso perché mi piacerebbe aiutare la gente, quindi sicuramente ora che vedo che c'è ancora più bisogno ho detto se non adesso quando praticamente. Complice l'emergenza sanitaria, quest'anno sono aumentati del 10% gli iscritti ai test d'ingresso a medicina. A Padova negli ultimi anni il numero programmato di posti è salito da 300 a 460. Questo ci permette da una parte di rispondere alle necessità di formazione, ma dall'altra di garantire a loro quella qualità di formazione che abbiamo sempre dato.